Salutiamo anche il pattinaggio Aurora, ciao ragazzi, pattinaggio Aurora, ci sono, eccoli lì, prego accomodati, ma quanti siamo? Quanti siamo? Tantissimi, tutta la piazza piena vogliamo. I know she says that way and you can tell me if I'm off, but I see it on your face when you say that he's the one that you want. Salutiamo anche il Judo Club, ciao Judo Club, ci sono anche loro signori, che uomo che porta la mattina il bimbo di karaoke, grande pace, grande. Ciao ragazzi, bimbo di karaoke! Ecco, ora arrivano quelli che ti fanno sentire piccolo così. Stiamo parlando della pallavolo, non di pallavolo femminile, ciao ragazze! Raggiunto questo settore, faccio un mezzo che ti muore, se ti scade non ti dormi. A chiudere il corteo, la società più giovane, tutta azzurra, anche azzurra, la Novese, ciao ragazzi, Novese Calcio, prego ben arrivati. Un trucco, bellato da bere per tre, mettiti comodo, intellettuali nel caffè, intermittare qui, socio generale di potere, sei sistema d'intelligenza di modello. Alziamo tutti le braccia, tutti! Di Chanel sul corpo sattici, mettiti un salvo dall'odore dei tuoi simili, tutti tuttologi col web, coca dei piccoli, opere dei quelli. Io per la prossima sentiamo un po'. Non so cosa dire, ma dico soltanto grazie a chi si è prodigato per realizzarlo. Grazie a tutti quelli che insieme a me pensino che le associazioni sportive possano convivere con le associazioni di volontariato. Le associazioni sportive fanno volontariato. Voi siete un bel gruppo, avete i nostri ragazzi, educateli anche al volontariato, l'avete qui vicino. Queste associazioni di volontariato sono tanti anni che operano qui a Novi e sono qui presenti con noi. Loro sono quelli che ci danno, come dire, lo spunto per andare avanti. Voi, associazioni di volontariato, ci aiutate a gestire al meglio le problematiche di questa città. Niente, io vi ringrazio i presidenti, e soprattutto ringrazio una persona, Michele, fate un applauso a Michele, che è il primo insieme a Reale che ha voluto questa manifestazione. Questo è l'inizio delle nostre attività, noi faremo un anno insieme, faremo giocare i nostri ragazzi, le associazioni di volontariato sono qui presenti, e vi ringrazio davvero di cuore e non so altro
Forse dobbiamo ringraziare anche Reale. Fate un applauso a Adriano. Non nego che ci sono stati dei problemi, però i problemi ci devono essere e i problemi devono essere risolti. Passo la parola a Adriano. Agonisti, grazie a Parlo per lo Sport. 17-18, tutti abbiamo il compito di divertirci, lo sport deve essere divertimento. Grazie al volontariato che loro non hanno la stagione, loro sono sempre nella stagione, è sempre la stagione dell'aiutare gli altri. Ragazzi, buon lavoro, grazie di essere venuti così numerosi. Non pensavamo di riuscire a mettere insieme tante persone. Lo sport a Novi c'è, il volontariato c'è. Grazie a tutti, buon lavoro a tutti. Bene, buonasera a tutti, ciao a tutti. Questo è il momento conclusivo di 2 giorni molto belli che hanno impegnato tutte le società sportive della nostra città e le associazioni di volontariato. Però adesso vi chiedo un attimo di attenzione e un attimo di silenzio, perché proprio in questo momento di festa noi vorremmo ricordare un ragazzo che non è più tra noi. Vorremmo ricordare Andrea Chavez, che ci ha lasciato una settimana fa. Andrea era uno sportivo, oltre a essere un ragazzo straordinario. Era un ragazzo che credeva nei valori dello sport, del rispetto, dell'accoglienza, della solidarietà. Ed era un ragazzo impegnato, ed era un ragazzo che faceva sport, perché lui citava a memoria Dante, però uno dice: ma se cita a memoria Dante non può fare altro, perché deve studiare solo quello. No, Andrea era impegnato nello sport, faceva atletica, faceva il karate e faceva alpinismo. Era un ragazzo straordinario e la nostra città ha pianto insieme ai suoi cari per la sua scomparsa, e oggi in un momento di festa lo vogliamo ricordare, ed è per questo che vi chiedo un minuto di silenzio. Grazie. Qui c'è il futuro della nostra città, ci sono i nostri ragazzi e noi dobbiamo ringraziare tutti quelli che si impegnano per far divertire e far crescere i nostri ragazzi. Questa è la vera ricchezza della nostra città, le società sportive, le associazioni di volontariato, perché all'interno di una società sportiva, qualsiasi sport un ragazzo faccia, si diverte, però soprattutto impara a stare con gli altri, impara a rispettare, impara appunto l'accoglienza e la solidarietà, e quando si è all'interno di una società sportiva non si guarda né il colore della maglia e né il colore della pelle, e questo è molto importante, soprattutto in un momento come questo. Ecco perché fare sport o impegnarsi in un'associazione di volontariato ha lo stesso valore, perché alla base dello sport, alla base del volontariato ci sono dei valori, ci sono dei principi, e per noi questi sono fondamentali per la crescita di una comunità, di una città. Ecco perché vi dobbiamo ringraziare, e non soltanto oggi, vi dobbiamo ringraziare ogni giorno per quello che fate, perché noi sappiamo che quando i nostri ragazzi fanno sport, sono insieme a voi, siamo tranquilli, siamo sicuri, perché sono in un bel posto, sono a divertirsi e sono in un luogo dove si cresce, dove si aiuta a crescere e dove si fa capire qual è il valore vero della vita. Ecco perché per noi questa giornata è importante,
Importante è stata la giornata di ieri come la giornata di oggi, ma sono importanti tutte le giornate. Quando i ragazzi entrano abbiamo qualche lacuna negli impianti sportivi, ma il nostro impegno è quello di fare in modo che le difficoltà sono molte. Ecco perché vi ringraziamo per questa giornata, per questo regalo che ci avete fatto, perché questa manifestazione e il corteo che è stato fatto dal Circolo Ilva sino a Piazza delle Piane ha un significato particolare, è un messaggio che arriva a tutta la città. Ecco, il mondo dello sport è questo. Siamo qua, grazie di cuore per tutto quello che fate e buona annata sportiva a tutti i ragazzi. Grazie e buonasera. Un applauso va anche al vice sindaco, io lo farei un applauso al vice sindaco. Adesso passo un attimo il microfono a chi... Ok, allora dovete superare due prove semplicissime, rimanete in gruppo, rimanete in società, perché ovviamente non è che potevamo farvi mangiare la merenda gratis, avete fatto solo 1 chilometro e mezzo, poca roba, che dite, bisogna stancarsi di più. Allora il nostro dirigente il Sole, Rio Daniele, ok, metterà una canzone, ok? Io voglio sentire la società che la canta più forte. Ok? È molto semplice, è semplicissimo, ok? Tutti pronti? Facciamo anche questa, alzate la mano destra su, tutti, tutta la piazza, e gridiamo fortissimo il DJ Moseka. Pronti tutti insieme? 1, 2, 3! Vai, vediamo chi la canta. L'ultima canzone da cantare è la più recente, la stagione di bella sta finendo, ma inizia con un giornale che per la società è anche meglio. Cantiamo, siamo pronti. She's
Allora un po' più, che dici? Qualcosa di... Ok, proviamo questa, giusto perché ci sta, c'è il sindaco, è venuto a ballare, vogliamo iniziare a ballare? Che dite, lo faccio ballare anche il sindaco? Sembra giusto, che si può... Ok, ce l'hai? Vediamo questa che è comportata, vai DJ! Con le mani! Vediamo il tempo! Guardate per voi, genitori, tutti! Ecco ballano loro! Inizia così, 3, 2, 1 applauso!